When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Tell old Pharaoh to let my people go. Every year on January 27th, Italy commemorates the Holocaust on Remembrance Day, Giorno della Memoria, with special events for a period of 10 days. And every year, Musica Venezia participates in this commemoration with their own special event. This year, they will present arias from Rossini's sacred work, Moses in Egypt, with the theme of the Exodus, because it relates to the Holocaust. Exodus is a symbolic moment in Jewish history that has a universal message relevant today. The oppression of the Jews continued into our own time. And that is why we commemorate the Holocaust on Giorno della Memoria in Italy every year. And we remember not only the oppression of the Jews, but the oppression of people everywhere. This must stop. We must not repeat the mistakes of the past. Ogni anno, il 27 gennaio, l'Italia commemora l'Olocausto nel Giorno della Memoria, con una serie di eventi che coprono un periodo di circa 10 giorni. E ogni anno, Musica Venezia partecipa a questa commemorazione con il proprio evento dedicato. Quest'anno si è scelto di presentare arie di Gioachino Rossini dall'opera sacra Mosè in Egitto, le cui vicende sono tratte dall'Esodo, poiché vi è una stretta correlazione con l'Olocausto. L'Esodo è un momento simbolico nella storia ebraica che contiene un messaggio universale di rilevanza attuale. L'oppressione degli ebrei è continuata fino al nostro tempo ed è per questo che commemoriamo il Giorno della Memoria ogni anno. Ricordiamo l'oppressione non solo degli ebrei, ma di tutti i popoli. Questo deve finire e noi non dobbiamo ripetere gli errori del passato. Now we will read the story of Exodus from the original text in the Bible. For many years, the people of Israel were slaves in Egypt. The people of Israel groaned under their bondage and cried out for help, and God heard their groans. Ora leggeremo l'Esodo nella sua fonte originale, la Bibbia. Per molti anni gli israeliti furono schiavi in Egitto. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù e Dio ascoltò il loro lamento. And the angel of the Lord appeared to Moses in a flame of fire, and out of the midst of a bush God called to him out of the bush, "Moses, Moses." And he said, "Here I am." L'angelo del Signore apparve a Mosè in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Dio gridò a lui dal roveto e disse, "Mosè, Mosè." Rispose, "Eccomi." Then the Lord said, "I have seen the affliction of my people who are in Egypt. I know their suffering, and I have come down to deliver them. So you may bring forth my people out of Egypt." Il Signore disse, "Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto. Conosco infatti le sue sofferenze e sono sceso per liberarlo. Perciò va. Io ti mando dal Faraone. Fa uscire dall'Egitto il mio popolo." Moses went to Pharaoh and said, "The Lord God of Israel said, 'Let my people go.' But the Pharaoh said, 'And who is the Lord, that I should heed his voice and let Israel go?'
Then Moses turned to the Lord, who said, "Take your rod and stretch your hand over the Egyptians' water, their rivers, canals, ponds, and they shall be turned into blood, and the fish in the Nile will die." Moses did as the Lord commanded, but the magicians of Egypt did the same, and the Pharaoh refused to let the people go. Mosè venne dal faraone e gli annunciò: "Così dice il Signore, il Dio di Israele, lascia partire il mio popolo." Il faraone rispose: "Chi è il Signore perché io debba ascoltare la sua voce e lasciar partire Israele?" Poi Mosè si rivolse al Signore, che gli disse: "Prendi il tuo bastone e stendi la mano sulle acque degli egiziani, sui loro fiumi, canali, stagni, che diventino sangue." Mosè fece come Dio gli ordinò, ma i maghi dell'Egitto con i loro sortilegi operarono la stessa cosa e il faraone non diede ascolto a Mosè. And so this continued again and again. Moses begged, "Let my people go." And Pharaoh refused until God punished the Egyptians with 9 plagues. E Mosè continuò a dire al faraone: "Lascia partire il mio popolo." E il faraone continuò a rifiutare, finché Dio non punì gli egiziani con 9 piaghe: Blood, tramutazione dell'acqua in sangue, frogs, invasione di rane, flies, invasione di mosche, livestock, morte del bestiame, boils, ulcere su animali e umani, hail, pioggia di fuoco e ghiaccio, locusts, invasione di cavallette, darkness. tenebre. And after the plague of darkness, the Lord said to Moses, "And yet 1 plague more will I bring upon Pharaoh and upon Egypt, and afterwards he will let you go." Dopo la piaga delle tenebre, il Signore disse a Mosè: "Ancora una piaga manderò contro il faraone e l'Egitto. Dopodiché, egli vi lascerà partire di qui." And Moses spoke to the people, "Thus saith the Lord, about midnight I will go forth in the midst of Egypt, and all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh who sits upon his throne, even to the firstborn of the maidservant. And there shall be a great cry throughout all the land of Egypt." Mosè parlò con il popolo. Dice il Signore: "Verso la metà della notte io uscirò attraverso l'Egitto. Morirà ogni primogenito nella terra d'Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito della schiava. Un grande grido si alzerà in tutta la terra d'Egitto." And Moses went again and said to the Pharaoh, "Let my people go." But again Pharaoh would not let the people go. Then the Lord told Moses, "Each man shall take a lamb and keep this lamb until the 14th day of this month, and each shall kill the lamb in the evening, and shall take the blood and put it on the 2 doorposts and lintel of the houses." E Mosè andò di nuovo dal faraone e disse: "Lascia partire il mio popolo." E ancora una volta il faraone non lo lasciò andare. Il Signore disse a Mosè: "Il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello e lo conservi fino al 14 di questo mese. Preso un po' del suo sangue, lo porrà sui 2 stipiti e sull'architrave delle case." This is the Lord's Passover, for I will pass through the land of Egypt that night, and I will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. The blood shall be a sign upon the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you, and no plague shall fall upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto.
And at midnight the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of the Pharaoh who sat on his throne to the firstborn of a prisoner in an underground prison. And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants, and all the Egyptians, and there was a great cry in Egypt, for there was not a single house where one was not dead. A mezzanotte il Signore colpì ogni primogenito nella terra d'Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono, fino al primogenito del prigioniero in carcere. Si alzò il faraone nella notte e con lui i suoi ministri e tutti gli egiziani. Un grande grido scoppiò in Egitto, perché non c'era casa dove non ci fosse un morto. And the Pharaoh summoned Moses by night and said, "Rise up, go forth from among my people, go and serve the Lord." Il faraone convocò Mosè nella notte e disse: Alzati e abbandona il mio popolo, tu e gli israeliti. Vai a servire il Signore, come hai detto.
God led the people across the desert toward the Red Sea. And when the Pharaoh heard that they had fled, the minister said, "What is this we have done, that we have let Israel go from us?" So Pharaoh made ready his chariot, and with his army he chased the Jews and overtook them and camped at the sea. Dio guidò il popolo per la strada del deserto verso il Mar Rosso. Quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, i suoi ministri dissero: "Che cosa abbiamo fatto, lasciando che Israele si sottraesse al nostro servizio?" Le armate del faraone inseguirono gli israeliti e li raggiunsero, mentre essi stavano accampati presso il mare. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord drove the sea back by a strong east wind all night, and made the sea dry land, and the waters were divided. And the people of Israel went into the midst of the sea on dry ground, the waters being a wall to them on their right and left. Allora Mosè stese la mano sul mare, e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. The Egyptians pursued and went in after them into the midst of the sea. And then the Lord said to Moses, "Stretch out your hand over the sea, that the water may come back upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen." And Moses followed his commands. L'esercito del faraone li seguì, entrando dietro di loro in mezzo al mare. Il Signore disse a Mosè: "Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri, sui loro cavalieri." E Mosè obbedì al suo ordine. Thus the Lord saved Israel that day from the land of the Egyptians. Then Moses and the people of Israel sang a song to the Lord. "I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. The Lord is my strength and my song, and he has become my salvation." In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani. Allora Mosè e il suo popolo cantarono questo canto al Signore. «Voglio cantare al Signore, perché ha mirabilmente trionfato. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza». Non può maggior, a no del mio tormento.
boschi in seno, lieto sarò.